Allora, Presidente, torniamo sul discorso delle sanzioni e la legislazione sugli outlet, in modo da spiegarla bene. Sì, allora le sanzioni noi le abbiamo chieste da determinarsi in forma proporzionale ai metri quadrati di superficie di vendita di un negozio. Quando? Quando uno si prende Per la cui sanzione? deve essere proporzionale, nel senso, se io ho un negozio di 100 metri quadrati e il mio collega che in un outlet ha un negozio di 1000 metri quadrati, la proporzione della sanzione dovrà essere simile, nel senso, oppure per l'intera licenza di distribuzione. Infatti le sanzioni, così come programmate anche per la Regione Lazio, che sono vigenti, sono attive, operative, vanno dai 1000 euro ai 40.000 euro. Quindi una sanzione di 40.000 euro può pesare anche per una struttura importante. Ma quando vengono erogate queste sanzioni? In che casi? Vengono erogate nel momento che non viene rispettata la legge di riferimento. Cioè, così come è stata... Sulle date dei periodi di saldo, sulle promozioni? Possono essere le date, può essere la mancata osservanza, diciamo, alla baratura dei prezzi, oppure determinati articoli che magari riferiscono a una produzione dedicata dove viene venduto un capo che è molto diverso da quello che si aspetta il cliente che magari ha visto in negozio, laddove la legge che ha modificato lo stato che si diceva, cioè quello di produzione dedicata, laddove non è previsto, in quella regione che non è più previsto, proprio lì è specifico, non deve esserci. Mentre prima non c'era nulla di specificato, nulla di dichiarato, nulla di legge, poteva essere venduto, ovvero un capo prodotto in Veneto per una linea outlet poteva tranquillamente essere venduto in un altro outlet, magari della stessa azienda. Oggi, se il capo viene prodotto alternativo in Veneto, non può essere più venduto per esempio in Lazio perché non è prevista una linea dedicata. È chiaro e preciso che deve essere un capo o fallato o della precedente stagione o di campionario, o per qualche motivo quel capo deve essere presente nell'outlet, barrato e scontato come di legge. Ecco, se non vengono osservati questi parametri stabiliti per legge, viene applicata la sanzione e in caso di recidiva che non venga osservato si arriva fino alla chiusura, diciamo, per determinati periodi dell'attività stessa. Ecco, ma il fatto che in Veneto si possa far creare questa linea di produzione dedicata agli outlet, no? Che poi possono andare anche in altre regioni a questo punto, basta che sia fatto in Veneto, è stato fatto per che cosa? Ci sarà stata una ratio magari per tenere in piedi quei laboratori, quelle aziende del territorio che magari altrimenti si avrebbero chiuso battenti come è successo per altri settori, per far sopravvivere un ambito produttivo, cioè qualcosa ci sarà? Ma guardi, io ho sempre seguito un po', diciamo, nel nascere la questione outlet anche a livello nazionale, e quanto hanno addotto gli industriali per giustificare e chiedere la produzione dedicata è l'acquisto, pensi lei, di pezze sbagliate, per cui dicono noi utilizziamo quella pezza, quel tessuto perché abbiamo sbagliato a comprarlo e quindi dobbiamo liberarci anche di quel tessuto. Che non è vero. Che non è vero. Dio, mi viene da pensare che non sia vero, perché se io faccio un altro ragionamento, e questo l'ho fatto anche con gli industriali, che ovviamente me ne hanno dato atto, se vogliamo, in Camera Caritatis, un'industria che produce più del 2-4% di sfrido industriale, cioè di fallato, comincia a erodere in modo molto significativo il proprio utile. Allora mi viene difficile pensare che 40.000 euro e 40.000 persone che arrivano ad acquistare fino a 100-150.000 euro in un giorno dentro in un solo negozio dell'outlet vadano a comprarmi sfrido industriale. Mi viene da pensare che sia una produzione dedicata molto ampia. Molto ampia. Peraltro anche legale in Veneto. Sì, è giusto, corretto. E io non ritengo sia una cosa giusta, cioè per il consumatore e anche per il commercio non è una competizione ad armi pari, secondo me non è neanche tanto ortodossa nei confronti del consumatore. Però se il consumatore ne fosse messo a conoscenza è una scelta. E lascia in piedi le aziende che producono, a questo punto, che hanno queste produzioni con i dipendenti, con gli operai, perché altrimenti vengono mandati per strada, sappiamo quel che poi succede, centinaia di persone che poi non lavorano più. È un momento, non lavorano più dove?
in quelle aziende perché non vendono. E dove sono le aziende in Italia? No, appunto in Veneto, si è detto che devono essere prodotti in Veneto. Sì, non ha prodotti in Veneto. Il Veneto consente la produzione dedicata all'outlet, ma ho i miei dubbi che venga prodotto in Veneto, perché se noi andiamo a vedere l'etichetta di un brand, diciamo che ormai è quasi normale, a percentuali altissime che si avvicinano al 100%, che sia prodotto in Cina piuttosto che in Bangladesh. Attenzione anche a questo, che non è un capo prodotto in Italia, è la legge regionale veneta che consente la linea dedicata, ma i prodotti molto probabilmente, ovvero quasi sempre, vengono prodotti all'estero. Quindi comunque non si va a salvare niente sostanzialmente. No, cioè il prodotto è fatto comunque all'estero. Quindi in Italia per il brand viene prodotto il progetto, viene prodotto il campionario, viene prodotto, diciamo, la registrazione del marchio, quindi è tutto sicuramente prodotto in Italia, cioè gli studi e via dicendo, ma la realizzazione del prodotto avviene in paesi terzi nei siti di delocalizzazione industriale del prodotto, e guidato anche, diciamo, da personale italiano specializzato, sì, che insegna a lavorare, ma ormai l'hanno sicuramente anche imparato, perché questa cosa qua non è mica di ieri, dura da più di 10 anni, insomma, in certi casi anche più di 20. E, cosa prevede la regolamentazione del commercio internazionale? Perché poi ci poniamo anche in un discorso, abbiamo visto già che c'è tutta una regolamentazione diversa, che all'estero incominciano anche, vabbè, anche se parliamo di sadili, cominciano prima e che cosa comporta? Allora, la regolamentazione internazionale della produzione è quella che noi invochiamo in termini di regolamentazione, perché è quella produzione fatta all'estero, oggetto di delocalizzazione del prodotto da parte di industriali italiani, che ha fatto chiudere i capannoni in Italia. Quindi abbiamo subito un sacco di disoccupazione, perché l'occupazione viene fatta all'estero per motivi di convenienza, cioè abbiamo i costi che sono ridotti, fatto 100, sono ridotti al 10%, quindi parliamo di cose che sono insostenibili in termini di concorrenza. Affrontare questo argomento vorrebbe dire mettere mano a quella che è la libera circolazione delle merci internazionale, quindi è molto difficile, e la libera circolazione delle merci è antica e deve restare ancora, ma io ritengo con regole nuove. Questi sono quesiti che noi poniamo ai nostri politici, cioè devono sedersi a un tavolo dei paesi produttori e pensare qualcosa, perché andiamo a demolire economie della produzione ed economie della distribuzione. È facile trovare una soluzione? No, non è facile assolutamente, è difficilissimo. Quindi noi dobbiamo cercare di restare, magari poi ne parliamo, anche per il negozio, per riqualificarsi nell'ambito di quello che è riqualificabile. Poi il commercio elettronico in questo senso andrebbe anche regolamentato comunque, perché arriva diciamo diretto al consumatore. E questo è un altro problema. Il commercio elettronico, no, ne parliamo subito, perché il discorso del web, commercio elettronico, poi, senza parlare poi del discorso Amazon e via dicendo, che là apre un altro capitolo, e le tasse, che questi qua non pagano le tasse, vabbè. Dopo la pubblicità, tra poco.